Ben ritrovate e ritrovati. Nella pillola informativa di oggi parliamo della casa, dividendo tra la situazione di chi è in affitto e invece di chi è proprietario. Se sei in affitto, che agevolazioni puoi avere nella dichiarazione dei redditi? Il fisco ha creato una serie di detrazioni che una particolarità di queste detrazioni è che vengono date, recuperate in dichiarazioni anche se si è incapiente, sono diverse a seconda del tipo di contratto che si è stipulato. La detrazione normale è di circa 300 euro se il reddito non supera 15.494 o 150 euro se il reddito è fino a 30.000. L'agevolazione aumenta se si è stipulato un contratto a canone concordato. In questo caso la detrazione sale a 496 euro fino a 15.494. Poi abbiamo una particolare detrazione per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza nel comune o limitrofo nei primi 3 anni. In pratica per il lavoratore che per ragioni lavorative è costretto a lasciare la propria residenza e trasferirsi nel luogo di lavoro, ha una detrazione che può arrivare anche a 992 euro se il reddito complessivo non supera i 15.000 o 496 se il reddito è fino a 30.000. Ultima detrazione particolare è per i giovani inquilini di età compresa tra 20 e 30 anni, quando uno esce dalla famiglia e va a costituirsi una propria residenza dall'abitazione diversa dai genitori. In questo caso la detrazione è pari a 992 euro, ma solo su un reddito fino a 15.000. Questo è per chi è in affitto, detrazione che si può usufruire attraverso la dichiarazione di redditi. Se invece la persona è proprietaria, sapete che nel caso di acquisto dell'abitazione, che uno accede a un mutuo ipotecario, gli interessi sul mutuo ipotecario possono fruire di una detrazione, compresi i costi notaio, compresi i costi collegati a imposte sostitutive per la costituzione appunto del mutuo, è un importo fino a 4.000 euro, 19% da recuperare attraverso la dichiarazione di redditi. Se per acquistare la casa usufruite anche degli intermediari, si può fruire della detrazione sulla spesa massima di 1.000 euro pagata all'intermediario, sempre a detrazione del 19%. Ecco, queste le due principali aree di agevolazione sulla casa.